canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche. Per questo bel momento abbiamo disegnato insieme, ognuno si è disegnato se stesso e il nostro slogan è stato: siamo tutti campioni. Non bisogna essere campioni solo nello sport, ma campione di abbracci, campione di baci, campione di aiutare i genitori a fare le cose in casa. Sotto il cielo di un'estate Stretta di mano che io reputo ancora importante è che Enzo, quando me l'ha stretta, ha promesso: vi porto e vi darò qualcosa di importante. Quella stretta di mano è valsa più di qualsiasi convenzione, di qualsiasi contratto, di qualsiasi cosa che purtroppo alle volte la nostra vita oggi è chiamata a fare. Quella stretta di mano però è stata fatta anche con un amico in comune. E io su queste cose ci tengo, e quindi io vorrei che vicino qui a me venisse il signor Giordano Tonut, e gli chiedo un grande applauso, non è?
proprio a significare che secondo me le persone hanno un valore in questa comunità. E come, adesso vengo in un momento che insomma mi fa venire la pelle d'oca, e come Enzo c'è un altro caprivese di cui noi è il nostro ambasciatore, il caprivese che porta il nome di Capriva del Friuli in giro nel mondo della cultura. E quindi Enzo, l'amico Sergio Altieri, che è qui presente, ha voluto donarti un quadro, e lo ha voluto fare perché quando le persone si danno una mano, quando le persone sono vere, sincere e si spendono oltre il proprio ruolo, questo è il giusto riconoscimento. Quindi io ti dono il dono di Sergio Altieri, il quadro fatto per il Giro d'Italia sulle colline di Capriva e del Poglio. E ti cedo la parola, Enzo. Buongiorno a tutti, non voglio farvi perdere la presentazione, che è una bella cosa. È vero, siamo partiti da Giordano Tonù, con cui giocavo nel 1976, 77, 78, quindi a Tolmezzo, assieme a Gianni Braida e ad altri della zona che non ci sono più, Fabrizio Vilena ed altri. Io ho promesso, ho cercato di mantenerlo, anche con Roberto Felchero, che ha sempre fatto compagno di merenda con Daniele, e quindi mi è piaciuto soprattutto un discorso di fondo. Qui la fotografia più bella che porto a casa oggi è questa serie di sindaci. L'ho fatto a San Pietro Natisone, l'ho fatto a Mortegliano. Qui avete un territorio splendido che nessuno vi può copiare, e quindi facendo massa critica si può ottenere molto di più e si può fare molto di più. Ieri io ho fatto il Mataiur con un successo incredibile e ho lanciato un'idea, che è quella di rifare la vecchia strada di Rommel che dal Mataiur porta fino in Slovenia, per fare un anello, un circuito. Eccolo qua Giordano. Giordano era il portiere titolare, io facevo la riserva, ma siccome lui ogni tanto spandava, ho fatto tante partite anch'io. Allora voglio dire che è un discorso che va affrontato con forza, sapendo che è difficile, ma se non affrontiamo le cose difficili e le portiamo a realizzazione, questi bambini, che la visione è splendida, bambini, io sono un nonno, ho un'invidia non avere qua i miei nipotini, vi posso solo dire: credete nei vostri progetti, andate avanti uniti. La divisione non crea nessuna ricchezza. Uniti forse si vincono le sfide, anche se è molto difficile. Grazie all'artista Altieri che volevo facesse una foto con me, ma dovete sapere che mi aveva telefonato, e questo è già molto. Grazie alla moglie, signora, complimenti e grazie ancora. Enzo, grazie. Adesso io vorrei portare e chiamare il signor Livio Brumat. Ah, Sergio, vieni che facciamo la foto. Volevo anche ringraziare i fratelli Braidotti, perché con loro abbiamo studiato questo percorso, con i due gemelli che io non riesco mai a capire chi che uno e chi che l'altri. Abbiamo fatto anche la preolimpica di Tokyo 2 anni fa, però quest'anno non riesco ad andarci. In bocca al lupo anche a Capriva e ai fratelli Braidotti. Sergio, la foto.
Buongiorno a tutti, io sarò brevissimo, ringrazio anch'io il sindaco e tutti i sindaci per questa splendida opportunità che stanno dando al territorio, veramente di cuore. Ringrazio il dottor Cainero, ormai sarà stanco di sentire ringraziamenti, e naturalmente io dico solo bravi ai bambini, alle maestre, ai genitori e a tutta la comunità di Capriva, ma anche a tutte le comunità del Coglio che qui sono rappresentate. Grazie per quello che fate, la Regione vi è vicina e vi sarà sempre vicina. Io veramente mi dispiace, non vorrei mancare di educazione istituzionale, ma sono veramente contento di vedervi, amici, colleghi sindaci, perché quello che ha detto Enzo, quello che ci stiamo dicendo, quello che stiamo portando avanti non sono solo parole. C'è un territorio finalmente che ha capito che i confini amministrativi non devono esistere quando si parla di promozione del territorio e quando si parla anche di servizi ai nostri cittadini. Vedere qua le fasce tricolore delle municipalità vicino Capriva mi rende veramente orgoglioso, e quindi vi ringrazio della presenza. Andiamo avanti così, perché credo che questa gente meriti quello che abbiamo in testa. Le idee ce le abbiamo, la forza anche, alcuni amici li stiamo raccogliendo e sicuramente credo che ci toglieremo delle soddisfazioni. Quindi grazie veramente a tutti e vi chiedo di venire qui almeno a fare una foto tutti insieme. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è i belli spogliatoi. Escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana. Al gruppo folcloristico Michele Grion e al gruppo folcloristico Primavera, che sono qui oggi e che sono il nostro orgoglio e dimostrano la nostra comunità e la nostra cultura friulana. Sarà oggi è attesa con
pedalato ragazzi.